A quasi 10 anni dalla prima edizione torna a Udine il Friuli Venezia Giulia Pride. Sabato 26 settembre andrà in scena la parata finale, preceduta da un percorso di avvicinamento con eventi diffusi su tutto il territorio regionale. L'annuncio questa mattina a Trieste da parte dell'associazione FVG Pride ODV, simbolicamente davanti alla sede della regione in Piazza Unità. Allora, l'idea di tornare a Udine c'è nata dalla volontà anche della nostra comunità di tornare a quasi 10 anni nel posto dove tutto ha avuto origine. Nel 2017 è stata fatta la prima edizione di FVG Pride, che ancora non era un'associazione, FVG Pride ODV, ma un comitato, ed è stata una manifestazione molto partecipata. Quindi noi speriamo di poter tornare dove siamo già state e di poter provare nuovamente anche alle istituzioni, alla regione, al comune, che siamo in tante e che il manifesto politico è condiviso e soprattutto ed è voluto dalla nostra stessa comunità. La scelta di settembre risponde alla necessità di rendere Friuli Venezia Giulia Pride più accessibile e sostenibile alla luce delle trasformazioni climatiche in corso. L'evento, il cui significato è sintetizzato nel claim Affrontando il clima ostile, proposto in più lingue, si basa sul manifesto politico che mette al centro l'autodeterminazione a partire da quella delle persone trans. Quello che abbiamo deciso di inserire all'inizio, ovvero la tematica che riguarda una parte della nostra comunità che sono le persone trans, quindi una depatologizzazione della quella che chiamiamo salute, ma anche un accesso a tutti i servizi che questa comunità invece si vede tolta da sempre, sia dalle istituzioni che dalla società. Poi parliamo ovviamente di corpi, parliamo di salute, parliamo di scuola, soprattutto dopo il DDL Val di Tara, parliamo di Palestina, parliamo di guerra, quindi molti sono i temi. Noi vi invitiamo a leggere il manifesto integrale che da oggi è disponibile sul nostro sito.